siamo appena entrati nel reparto di radiologia diagnostica per immagini dell'ospedale Garibaldi Centro, diretto dal dottor Gianfranco Di Fede. Andiamo a conoscerlo. Siamo appunto in una delle sale del reparto di radiologia dell'ospedale Garibaldi Centro, con noi il dottor Gianfranco Di Fede che lo dirige. Dottor Di Fede, voi operate in stretta connessione, possiamo dire, con il pronto soccorso, voi siete la radiologia appunto dell'emergenza. Sì, la nostra mission è dedicata soprattutto all'emergenza, infatti in questo momento noi abbiamo due reparti, uno in stretta connessione con il pronto soccorso, l'altro dove ci troviamo in questo momento è dedicato sia all'emergenza che anche ai pazienti esterni. Alla diagnostica per gli esterni. Abbracciamo tutta la diagnostica in questo momento. Possiamo fare qualche cifra sia di personale che di attrezzature? Sì, noi in questo momento l'anno scorso abbiamo fatto circa 100.000 prestazioni, che non sono poche, ci collocano fra le più grosse radiologie in Italia. Come personale abbiamo in dotazione organica 28 medici specialisti di radiologia, 30 tecnici di radiologia e in più abbiamo anche diverso personale del comparto sia infermieristico che ausiliario. Le apparecchiature abbiamo una diagnostica completa che spazia dalla diagnostica tradizionale all'ecografia, alla TC, alla risonanza magnetica e all'angiografia, dove ci troviamo in questo momento. Questo è un angiografo? Esatto, sì. Facciamo un po' l'esempio, quella che è la vostra giornata tipo. La nostra giornata tipo è pienissima, siamo aperti H24 come pronto soccorso, H12 da questa parte nella radiologia centrale, ci occupiamo, come dicevo prima, di diagnostica tradizionale abbracciando tutti i distretti e segmenti scheletrici, ci occupiamo di ecografia con una particolare attenzione anche all'ecografia muscoloscheletrica che non tutti fanno, ci occupiamo di interventistica muscoloscheletrica, facciamo tutti i tipi di TC, tutti i tipi di risonanza magnetica, compresa quella della prostata, e ci occupiamo di angiografia, dove noi abbiamo una unità operativa semplice di angiografia body e vascolare e unità operativa semplice di neuroradiologia interventistica, e per quanto riguarda la neuroradiologia interventistica siamo hub e punto di riferimento per le province di Catania, Siracusa e Ragusa insieme all'ospedale Cannizzaro. Quindi questa è un'esclusività, diciamo, vengono da voi insomma pazienti da diverse province, da mezza Sicilia, possiamo dire. Esatto, è una grossa attività, ci permette di trattare gli ictus sia ischemici che emorragici. Oggi abbiamo un gruppo di lavoro all'avanguardia, siamo a livello nazionale riconosciuti per il lavoro fatto da questi colleghi medici. Siamo un hub di riferimento, trattiamo tantissimi pazienti. Bisogna sapere che oggi capita spesso che il paziente, soprattutto con l'ictus ischemico, quindi una chiusura di un vaso per colpa di un trombo, viene trattato con determinate tecniche e alla fine della procedura molto spesso il paziente riprende la normale attività che aveva prima di avere questo tipo di patologia. Al vostro servizio, diciamo quello regolare, la diagnostica, si accede mediante le impegnative del medico di base? Come funziona? Noi facciamo parecchie attività esterne con le richieste del sistema sanitario regionale e si accede tramite un CUP regionale con le normali prenotazioni, e devo dire che oltre ai tempi di attesa non abbiamo dei tempi di attesa lunghissimi. Fra l'altro stiamo partecipando a un progetto che la direzione strategica ci ha attivato per l'abbattimento delle liste d'attesa. Speriamo bene. Allora, come lo vede il futuro del suo reparto nel nuovo pronto soccorso che sarà operativo pienamente in autunno? Vi ingrandirete? Ci ingrandiremo, aumenteremo, raddoppieremo le macchine, se non le triplicheremo, perché nel nuovo pronto soccorso questo reparto resterà così com'è, quindi resterà la risonanza, resterà la TC, resterà l'angiografo, resteranno gli ecografi e quant'altro. Saremo dedicati esclusivamente all'emergenza, dove avremo una risonanza magnetica ancora, altre 2 TC, 3 apparecchi di radiologia tradizionale, 2 ecografie e poi in ultimo, ma non ultima, la sala ibrida, che è una sala che ci permette di trattare quei famosi pazienti di cui parlavamo prima, affetti da ictus ischemico e emorragico, direttamente in un'unica sala. Le propongo di andarla a vedere allora. Con grande piacere. Andiamo.
Eccoci in quella che sarà la sala ibrida, la sala Etna del nuovo pronto soccorso, ovviamente ancora in fase di costruzione e di montaggio. Quale sarà la particolarità di questa sala? La particolarità è la peculiarità che avremo una TC, quindi col gantry posizionato in testa, con un lettino che scorre. Noi eseguiremo gli esami ai pazienti che hanno dei problemi encefalici di ischemia piuttosto che di emorragia cerebrale. Giù adesso noi dobbiamo spostare il paziente dalla TC in sala angiografica, invece qui non sarà necessario. Cioè, qui ci saranno due macchinari contemporaneamente, potrà fare l'attacco e poi... dell'angiografo e il tubo della TC. Una volta fatta diagnosi, il paziente scorre sul lettino, entrano gli interventisti, i neuroradiologi e fanno la procedura che è più adeguata. E immagino che questo sarà un fiore all'occhiello per... Diciamo che in Italia non ce n'è tante di queste, quindi è motivo di orgoglio sia per noi radiologi che per il management aziendale, che hanno fatto questa scelta importante. Ma come dicevamo non sarà l'unica, abbiamo voluto presentare questa sala per la sua peculiarità, ma appunto ingrandirete, raddoppierete, forse triplicherete anche sì, assolutamente le sì. E fra l'altro col PNRR che stiamo sfruttando avremo la possibilità di rinnovare tante apparecchiature e portarle aggiornate al momento. Grazie ai fondi che arriveranno. Esatto. Quindi sarà un bene sia per il vecchio che per il nuovo ospedale Garibaldi Centro. Sicuramente siamo punto di riferimento per la città per l'emergenza e vogliamo continuare a esserlo con le eccellenze che ci contraddistinguono in tutto l'ospedale. Buon lavoro al dottor Di Fede e alla Grazie sua a voi. equipe. La radiologia al Garibaldi Centro, diretta dal dottore Di Fede, è un primario che da pochi mesi abbiamo nominato, è particolarmente importante, lo sarà ancora di più perché ovviamente tra le tante funzioni svolte è quella di supportare il pronto soccorso della città, e ovviamente nella inaugurazione e l'apertura che faremo del nuovo pronto soccorso avrà una funzione assai rilevante perché sarà determinante proprio per lo snodo che questo ospedale rappresenta al centro della città.